Una donna viene da noi a sporgere denuncia dopo aver subito in media delle violenze di ordine psicologico e in ultima specie anche fisico dopo 5-6 anni e si aspetta quindi una risposta immediata. Molto spesso non possiamo darla, al di là degli arresti in fragranza, sono situazioni che vanno gestite in maniera diversa e quindi chiedendo altro tempo alla donna, chiedendo alla donna uno sforzo in più, ossia di abbandonare la casa in cui lei vive per essere messa in una casa rifugio, e molto spesso per questo per la donna è altrettanto destabilizzante, perché lei vorrebbe rimanere nella sua casa e che allontanarsi fosse l'uomo che le usa violenza da tempo. Direi che le leggi possono essere modificate e il senso futuro potrebbe essere questo, cioè dare più ascolto alle donne, dare più ascolto alle esigenze delle donne e di conseguenza molto spesso anche ai figli che le donne molto spesso hanno con loro, e potrebbe essere un obiettivo futuro, cioè che sia l'uomo ad abbandonare la casa e non la donna. Parlo come medico, come istituzione, come donna medico. Si deve ancora fare tanto perché in questo momento noi stiamo creando sì una rete, ci sono investimenti come abbiamo sentito oggi, ma per le donne che arrivano già in una fase avanzata, cioè arrivano in pronto soccorso quando ormai dopo anni di sofferenza e di violenza si sono, come dire, svuotate forse dell'essere donna. Come medico dico che abbiamo una grossa opportunità di essere veramente sentinelle lì sul territorio, cioè riuscire a cogliere quello che dietro a una richiesta apparentemente solo sanitaria a volte invece c'è, quella richiesta di aiuto che forse un tempo, quando il rapporto medico-paziente era un rapporto più fiduciario, un rapporto che aveva dei tempi di ascolto diverso, era più semplice riuscire ad ottenere. Dobbiamo recuperare questo, è veramente una delle misure di prevenzione importante, recuperare il ruolo come medici nell'ascolto e quindi nel poi dare le possibili diciamo, soluzioni in qualche modo, anche se non definitive, ma sul come uscire, a chi rivolgersi, e come medici intervenire ancora prima nelle scuole, nelle famiglie, cioè riuscire a portare anche quella diciamo, educazione alla relazione che può passare in mille modi attraverso tanti strumenti, però la prima cosa importante è averne la consapevolezza, senza quella non possiamo metterci in gioco.